Buonasera, miei, buonasera così vivi, decisamente. Come al solito. Allora, perché ho aperto questa live, non avevo niente di meglio da fare, decisamente. Per cui ho detto, vabbè, visto che non ho niente da fare e che sembra che sia prassi che bisogna farle ste live, facciamola. E vediamo chi arriva, chi non arriva e come fare. Sempre con il mio cellulare in mano. Eccoci qua. Vediamo un po'. Ce la faremo? Non ce la faremo? Non lo so. Pare di no. Il cellulare va. Scusate il rumore, ma qua si parla tanto di politica. YouTube non si può, ma qua nel mio cellulare sì. E quindi mi stanno scrivendo della manifestazione che ci sarà domenica, a cui non mancherò assolutamente. E quindi sto andando. Non c'è nessuno, perfetto. Sto parlando da sola, non importa. Va bene così. Vediamo. Un attimo, che sto rispondendo ai miei amici. Un momento. Sì, va bene. Allora. Ok. Vediamo. Perfetto. Vediamo se... Un momento, lo so, è noioso vedermi qua a scrivere, ma... Niente. Vabbè, parleremo di politica un'altra volta. Allora, cosa serve questa live? Serve perché non sapevo cosa fare e sto passando il mio tempo qua così. Ecco. Vediamo un po'. Sì. Ottimo, ci siamo. Oh. Vediamo un po'. Boh. Ok, uno c'è a quanto pare, perfetto. Ho svegliato qualcuno, evidentemente. Oh, chi è? Ah, aspetta, mi hanno suggerito di guardare da qua, ma aspetta che devo entrare nel canale. Vabbè, ma finché ci vedo riesco anche a combinare da qua, così riesco a scrivere di qua con gli amici che sono in Facebook e di qua così. Allora, buongiorno. Buongiorno, buonasera. Lo vedi qua come sono incoglionita quando faccio ste cose, bellissimo, già è cominciato. Questa live sarà di pochissimi minuti, mi serve solamente per perdere un po' di tempo in effetti, intanto che aspetto che mi chiamino da un'altra parte. Mi hanno detto che bisogna farle queste live, facciamole, non so a cosa serve qui su questo canale, ma va bene lo stesso.
Ciao Lucia, Lucia Cornacchia, sì, uno dei nostri iscritti. Come va? No, no, speriamo che non mi suonino le allarmi a destra e a sinistra, che qua arrivano messaggi. Mamma mia. Ma vedremo. Non so se... fa piacere. Ah, vedi, ci sono anche le altre live che si stanno aprendo, almeno vedo le allarmi. Allora, Lucy, anche tu questo venerdì stai a casa così, non hai niente di meglio da fare? A quanto pare no, sei qua a vedere me. Vediamo un po' chi è. Ok, l'altra persona a cui ho fatto commenti che mi ha scritto, che sta rispondendo. Di cosa si può parlare stasera? Dei nostri giri, non lo so, noi andiamo sempre in giro per i paesini. Ho visto che è molto gettonato il nostro, cioè quello mio veramente, di Cica, in cui si parla di Riulade. È piaciuta molto Riulade, questo paesino dove c'è solamente una casa, ma veramente bello su montagna. Sono i classici paesini, tutti ruderi, per di più perché sono poche casette che sono state ricostruite, che ti fanno pensare di mollare tutto quello che hai qua, andare su in montagna e di farti una vita lì con 4 galline, una pecorella, un qualcosa. Ehi là, ciao Roby. Pensavo di essere sola, sinceramente. Ehm, E io ci sto pensando, ma ci sto pensando veramente di mollare tutto e andarmene da sola su per le montagne, sinceramente. Sono stufa, sono stanca. No, non posso farci niente, è proprio un periodo veramente, mamma mia. Sì, vi scrivo dopo, ragazzi. Come va, Robby? Tutto bene? Ti sto rompendo le scatole, vedi anche te, sono venuta, non sapevo cosa fare stasera. Di solito venerdì sera si esce, questa sera invece no. Ah, ve lo vedi qua, se ci si annoia, perché devi litigare? Ma lasciali stare. Ah, litigavano gli altri, non tu. Beh, meglio, lascia stare. Le cose dove si litigano non è per me, assolutamente, non mi piace. Stavo dicendo che vorrei scappare, vorrei andare su per le montagne da sola, con 2 galline, si chiamano le giallinis, con un po' di giallinis, un po' di, non so, qualche pecorella, una capretta, mettere i pannelli sopra il tetto, così sono anche fuori da ogni rete elettrica di qualsiasi altro tipo, un po' di legna, la stufa a legna, come si usava una volta, no? E vivere lì tranquilla, senza rotture di scatole, che meraviglia che sarebbe. Te lo giuro, guarda, è una cosa allucinante, non ce la faccio più a vivere nella civiltà. O andar fuori dall'Italia o andare sulle Alpi. Gli Appennini son troppo bassi, deve essere proprio qualcosa di alto, molto alto. Una casetta, anche di quei ruderi che vengono lasciati, avere la possibilità di poterlo mettere a posto e poi andarci a vivere, proprio cambiare residenza e vivere lì per sempre. Poi direi addio a YouTube, perché lì probabilmente non ci sarebbe rete, ma chi se ne frega a 'sto punto. Starei così bene. Eh sì, decisamente è il momento giusto adesso per farlo. Mh. Ci son tanti paesini, almeno quando vado in giro per le montagne a cercare entità con l'altro gruppo, vado proprio tranquilla.
Ma senza YouTube sicuramente, perché sopra lì non hai rete, non credo, che ci siano ripetitori, per cui sarebbe molto difficile potersi collegare a YouTube. Certo sarebbe difficile anche collegarsi col resto della famiglia, quello sì. Ecco, magari il pensiero di come stanno gli altri a casa ti rimane, quelli che son rimasti giù. Però secondo me sarebbe un altro vivere. È quello che ci manca. Ci manca proprio ritornare alla natura, ritornare, su in montagna e, isolarsi un po', sinceramente. È troppo casino, troppo. Hanno anche troppo di sociale, sai, credo Roby, perché, siamo in una società in cui se non si litiga non ci si sente realizzati, non lo so. Sembra che il litigio sia in primis l'unico modo per parlare, per contattare le persone, per poter avere un rapporto con le persone. A me invece piace averlo tranquillo. Fa anche freddo peraltro, si sono abbassate le temperature, son già vestita in modo invernale e adesso sarebbe bello avere una bella stufetta, sai quel crepitio, no, del legno che brucia, tu vicino magari un bel tappetone, vicino a un camino sotto coi cuscini, leggerti un libro in santa pace, sapendo che non suonerà il telefono ogni 2 secondi, magari col cane e il gatto. Ecco, in quel caso non avrei più un cane e un gatto, ma ne avrei dei branchi interi. Non so quanti cani, non so quanti gatti. Tanto lì non darebbe fastidio a nessuno, potrei tenerli anche fuori che vanno su e giù tranquillamente. Invece qua mi tocca tener la gatta prigioniera perché se mi va fuori me la avvelenano. Ne ho già persi 2 così, li hanno avvelenati. E se il cane va fuori abbaia e dà fastidio ai vicini, è un casino completo ogni volta. Sì, non è un grave. Oddio. Ecco, vedi, questo è il casino che fa il cane sulla sua cuccetta. È il telefono che mi arrivano messaggi da WhatsApp, no, da Instagram, no, da dove sono arrivati? Ah, da Telegram. E vabbè. Mhmm, allora, beh, 30 anni fa ci si aiutava. Quello era socializzare. Molti extracomunitari sono più mannaggia, più uniti di noi italiani che ci faccia ma loro sicuramente si chiudono nelle loro società perché comunque si sentono più sicuri rispetto ai paesi dove sono e quindi fanno come noi quando siamo all'estero, no, ci sono i quartieri italiani in America, in tanti posti. Quando non ci rinchiudono proprio lì, tipo in Australia. Facciamo guerra. Madonna, solo la virgola. Se dici una parola sbagliata ti danno dell'analfabeta. Come lo chiamano? Analfabeta funzionale. È una scusa sempre. No, sembra che se non hai un rapporto tranquillo, un dialogo tranquillo, non ti senti realizzato. Io sinceramente quando anch'io una volta, rispondevo subito, partivo in lancia in resta quando mi dicevano anche mezza parola. Adesso non riesco più. Dico la mia tranquilla, dopodiché se vedo che dall'altra parte c'è violenza verbale, oppure c'è proprio un attacco, anche solo di alzare toni, no, quando e allora lì prendo, saluto e vado via, non val la pena. Un po' difficile quando sei nella realtà, anzi a me vedi capita il contrario, nella realtà sono più aggressiva rispetto a quando sono in web, non so perché. Probabilmente, come mi ha detto qualcuno poco fa, parla l'ego e probabilmente è quello, siamo tanto ego e poco spirito. È l'ego che fa litigare. Ti senti colpito, ti senti offeso e cerchi di difenderti tirando su i toni, pensando che magari così riesci a essere più te stesso, cioè non per essere più te stesso, a riuscire a difenderti e trovare la ragione per cui ad aver ragione tu.
poi alla fine quello è, devi aver per forza ragione tu. È quello che ti frega sempre poi alla fine, l'ego. E siamo tutti pieni di ego. Dovremmo imparare a essere un po' più umili, un po' più socievoli. Noi all'estero siamo ancora peggio che in Italia. I primi truffatori all'estero sono gli italiani verso altri italiani. No, io sono più forte nel reale e sereno. Non so, non so se è una forza, sai, non so spiegartelo. L'ego non credo che sia essere deboli. L'ego è forse credersi troppo, è un po', sì, è quello che ci frega, sai. Io penso che su tutto è l'ego che frega. Quando ti senti preso per esempio in giro, o magari ti dicono delle cose, ti fanno credere delle cose, tu ci credi in buona fede, perché alla fine magari dentro non è che sei un credulone, tu non faresti mai un'azione cattiva verso una persona, almeno io ti parlo dal mio punto di vista, eh. Poi ognuno di noi chiaramente è diverso. Io per esempio non imbroglierei mai un'altra persona, è una cosa proprio che non ce l'ho. Non imbroglierei, non farei mai del male perché è la mia indole è quella, però nel momento in cui, non lo faccio perché tra virgolette "buona", perché si potrebbe dire anche così. In realtà, è perché non mi piacerebbe che venisse fatto a me, quindi non lo faccio a un'altra persona. Io son fatta così, c'è poco da fare. Altre persone non lo sono, io non capisco poi l'indole delle altre persone, non mi ci metto neanche, non so, non sto neanche dando senso a quello che dico sinceramente, perché è un po' complessa la cosa, non te la saprei spiegare. Se tu lo vuoi, anche nel web, nel senso che te la possono manipolare, però per quanto tempo? Voglio dire, ti possono dire quello che vogliono, ma poi alla fine poi anche se la manipolano, alla fine te che te frega, tu sai che non è così. Cioè io lo vedo così, a me non m'è mai fregato un cavolo. Cioè ti dico, a me è stato detto delle cose, lasciamo perdere perché non si possono dire, poi inizio a dir parolacce, e non perché mi hanno detto un po' di tutto. Io so che non è vero, non me ne può fregar di meno. Possono manipolare cosa? Possono dire cosa? Possono dire di me quello che vogliono, poi alla fine, cioè voglio dire, saprò io cosa sono, cosa non sono. Se tu non gli se io non ho mai dato corda, cioè una volta davo corda, adesso ti spiego un po' perché è un po' difficile. Anni fa, per esempio, io andavo molto mi ero appassionata di quelle chat dove si parlano, dove ci sono i blog e tu fai degli argomenti e scrivi su argomenti, a me piaceva anche scrivere all'epoca. Ci mettevo anche più attenzione, adesso faccio tanti errori perché scrivo proprio così. Non ci sto neanche più attenta. All'epoca stavo attenta a quello che scrivevo, quindi, mi ero anche messa in testa che volevo scrivere un libro, quindi cercavo di scrivere al meglio, no, facevo dei raccontini, un po' così. Poi raccontavo anche un po' della mia vita, facevo tante cose, scrivevo tante cose. E non so perché. Ah sì? Non mi ricordo perché poi è passato tanto tempo. No, tanto tempo no, però qualcosa sì, ogni tanto mi scappa. Insomma praticamente, mentre stavo facendo scrivevo questi blog, probabilmente a qualcuno gli son risultata antipatica, anche perché io son sempre stata molto diretta, per cui quello che pensavo lo scrivevo e anche quando andavo nel blog degli altri dicevo la mia, non è che stavo zitta. E lì ho cominciato a avere una marea di attacchi da destra e a sinistra, perché non andava bene quello che io dicevo. Che poi può anche andar bene, per amor di Dio, cioè ognuno ha le sue idee, però secondo me c'è anche modo e modo. Sì, adesso sì, sto spiegando appunto com'è andata poi alla fine. Insomma per, diciamo 1 anno forse,
mi son fatta tirare dentro, ma proprio da sciocca, perché pensandoci dopo, ci rido anche sopra perché dico: "Porca miseria, ho fatto completamente quello che io adesso non farei mai", ma proprio colpo per colpo. Tanto è vero che poi mi sono inventata anche un fake che nome l'avevo chiamato, adesso avevo un nome stranissimo. Porca la miseria. Aspetta, scusa perché mi si aprono sopra e non riesco a puoi parlarci del concetto di anima gemella, fiamma gemella? Uno è un attimo solo se le guidi selvatico che finisco di dire a perché se no poi aspettate un attimo, finisco un concetto, poi inizio a fare, il resto. Allora, stavo dicendo ah sì, per tanto tempo mi sono inventata 'sto fake che si chiamava non so se è una parolaccia, me la censurano, si chiama trita qualcosa, e praticamente capiscimi cosa vo che trita era, e insomma praticamente con quel trita andavo a tritare le ai vari, che mi rompevano le scatole a me praticamente. E non mi hanno mai riconosciuta, il bello è quello. Poi alla fine, siccome io non son capace di non svelarmi, ho detto che ero io. Ehm, e devo dire che sono stati ho avuto anche complimenti all'epoca evidentemente, la cosa è piaciuta, anche perché son stata onesta d'altra parte, sono quasi sempre. E ti dico che è stato un anno di guerra, ma di guerra serrata, cioè in cui mi dicevano di tutto e di più e poi io usavo questo trita per andare a difendermi. Ma poi, alla fine ho detto: "Ma che cavolo me ne frega a me". Ma poi alla f sì, dopo son rimasta quella che ero e ho fatto morire il trita. Però ti devo dire che mi sono anche divertita, perché poi tramite trita usavo l'intelligenza, non andavo mai comunque anche con lui non ho mai insultato, hai capito? Io dicevo le cose come stavano, le dicevo più dure, più crude, però non ho mai insultato comunque, ed è una cosa bruttissima secondo me l'insulto. Allora, andiamo a Willy Selvaggio. Intanto ciao Willy Selvaggio, sì ti riconosco, ti ho ehm, come iscritto in tutte e 3 le pagine, e Cica 64 e di Esploratori e, Esoteric Whisper of Gaia. Allora, la tua domanda è buonasera, intanto buonasera. Puoi parlarci del concetto di anima gemella, fiamma gemella? E questo è un po' come si dice, controverso. Cioè, alcuni dicono che sono la stessa cosa, altri invece dicono che mentre l'anima gemella è praticamente colui con cui tu stai bene, cioè, mhmm, c'è una similitudine tra le 2 anime che si incontrano, per cui, questa similitudine come si dice, ti fa trovare nella vita quando ti incontri, su tutto, cioè tu vai d'accordo su tutto praticamente, però la tua vita dopo ti risulta anche un po' piatta, perché vai talmente d'accordo, decidete sempre tutto quanto uguale, perché non proprio tutto quanto uguale, ma molto voglio dire, siete molto si è molto simili, per cui alla fine, risulta anche una vita un po' noiosa, no, con l'anima gemella. Però su tutto si va da Dio, perché comunque ci si trova in ogni cosa con l'anima gemella. La fiamma gemella invece si dice che sia io dico sempre si dice perché sulle teorie, su queste cose qua non c'è mai la sicurezza al 100%. Ci son delle varie teorie che parlano delle varie cose esoteriche, ma restano comunque sempre teorie che non possono essere provate. Poi ci sarà chi è convintissimo. Secondo me non possono niente sull'esoterismo può essere provato e tutto varia da persona a persona. La fiamma gemella invece si dice, alcuni dicono, che sia la metà della tua una parte della tua anima. Orca la miseria. Aspetta che c'ho il mio iscritto, vabbè. Ehm È una parte della tua anima che si è in qualche modo staccata, non ho mai studiato la cosa, quindi io ti dirò più o meno a grandi linee, e
si rincarna da un'altra parte, quindi è la tua stessa anima, sono 2 anime che si rincarnano, cioè la stessa anima che si rincarna in 2 corpi. Queste 2 anime si possono, incontrare nella stessa vita, come no, e si richiamano, perché comunque sono, la stessa poi alla fine. Però queste 2 anime gemelle, cioè no scusa, queste 2 anime, come si dice, queste fiamme gemelle, quando saranno insieme difficilmente riusciranno ad andare d'accordo come le anime gemelle. Ci sarà sempre un conflitto, quasi sempre, sarà sempre quando uno va dietro l'altro, l'altro magari non gliene può fregar di meno dell'altro, stanno un po' insieme, tutto un litigare, poi uno va, uno torna, cioè sarà sempre comunque una vita un po' tribolata con la fiamma gemella. È difficile, molto difficile, a meno che non si risolvono le cose che sono rimaste in sospeso. In quel caso dicono che allora si può trovare lo stesso piano, insomma si può andare abbastanza d'accordo con una fiamma gemella, almeno così dicono. Comunque non è una vita facile quando incontri una fiamma gemella e decidi che quello è il tuo uomo o la tua donna, a seconda di chi sei, insomma. Sì, l'anima gemella secondo me è quella ideale. A me piacerebbe trovarla sinceramente, perché ho sempre avuto, rapporti molto tribolati, sia a livello di amicizia che sentimentale. Secondo me son sempre andata a sbattere contro fiamme. Non so se ce ne sono tante o ne trovi solo una, però in ogni caso non ho mai avuto un buon rapporto con l'altro sesso. Ehm, ma non lo so, tu non ci credi, però, non lo so, io ho visto per esempio dei miei amici, ho degli amici che vanno d'accordissimo, che si cioè basta uno sguardo e ti giuro a volte li ho anche invidiati, Basta uno sguardo e si capiscono al volo. Non li vedo mai litigare, poi o magari hanno l'intelligenza di non litigare davanti a te, però ti dico ho degli amici che veramente io li reputo delle anime gemelle. Io quest'anima gemella non l'ho mai trovata nella mia vita. Non per niente adesso sono attualmente sola e ci sto da Dio, ti devo dir la verità. Non è necessariamente nello stesso momento. Ci sono, l'anima gemella la puoi trovare nella tua stessa vita, ma può essere anche che mentre tu ti sei rincarnato l'altra no l'anima gemella scusa, la fiamma gemella, può darsi anche che l'altra anima sia l'altro pezzo di te, chiamiamolo come lo definirebbe qualcun altro, lo puoi trovare praticamente che magari non è ancora incarnato. Non è detto. Oppure, sei magari tu abiti qua come noi magari come me in Friuli e lei o lui, a seconda se maschio o femmina, si può trovare in Egitto o in America e quindi non ti incontrerai mai. Però, si dice che, comunque c'è una comunicazione, cioè anche se tu non ti vedi fisicamente con questa persona, hai comunque un rapporto animico, cioè la tua anima comunica con quell'anima, perché comunque si è legati. Non so se siamo a tutti quanti noi ne abbiamo una, ma chi ce l'ha, è comunque legato a quell'anima, sente il richiamo verso quell'anima e se ha la fortuna o sfortuna, perché dipende poi il rapporto come andrà di trovarselo sulla propria strada, nella stessa città, di incontrarsi realmente, e lì poi son proprio scintille. Oh mamma, cosa hai perso che ti spiego? Cosa si intende per rapporto animico? Il rapporto animico è quando 2 anime, di 2 soggetti diversi, si parlano, anche se sono lontani,
e c'è proprio c'è una comunicazione tra queste anime. Questo è il rapporto animico. Almeno per quello che io te lo sto dicendo in poche parole, anche perché non sono brava nelle parole, quindi è un rapporto di anime che a volte si può anche tradurre, si può anche trasformare in un rapporto fisico nel momento in cui tu incontri la persona, ma altre volte tu quella persona non la incontrerai mai, eppure ti senti legato a qualcuno, qualcosa di lontano e lo senti questo rapporto che c'è. Io per esempio, sempre perché poi faccio esempi su di me, perché su altre persone un po' è meglio non parlarne, poi un altro no, io secondo me, e questa persona non lo ammetterà mai, un rapporto animico ce l'ho con un'altra persona, che mi sento molto attratta a livello animico verso questa persona qua e sento che anche questa persona è attratta da me. Però c'è qualcosa che a livello ehm, sul piano materiale, insomma, oddio, non mi viene la parola, su questo mondo, eh, Madonna, quando non mi vengono le parole, guarda che è dura, anche se ci incontriamo come amici, non riusciamo ad andare oltre, non ce la facciamo, non so perché. Quindi è proprio una cosa animica, rimane lì, rimane animica, anche se ti devo dire dei momenti ha portato sofferenza, almeno a me, a lei non lo so, a questa persona non lo so. Se dovete fare altre domande io son qui. Non so, diciamo che l'ultima volta, se mi sente magari si incavola, ma io non dirò il suo nome, quindi lasciamo perdere, è una cosa tra me e questa persona. L'ultima volta, da alcune parole che lui mi aveva detto, ho capito che comunque questa attrazione lui la sente verso di me e pensa che io gli abbia fatto qualcosa. In realtà io non gli ho fatto niente a questa persona, però questa attrazione io ce l'ho da sempre, ci conosciamo da una vita e ce l'ho da sempre. Sì, sì, ho capito che intendevi quello. Ho capito, Roby. Quindi questo poi io intendo per rapporto animico, un'attrazione verso un'altra persona che è a livello di anime e la senti tantissimo. Io verso questa persona ce l'ho da sempre, perché questa persona la conosco da sempre e mi sono accorta che anche questa persona è tratta da me. Però non abbiamo mai fatto, ci abbiam provato tanti anni fa, ti devo dire la verità, però non so cos'è andato storto e non siamo andati oltre l'amicizia, insomma. E quello e da quella volta poi ognuno ha preso la sua strada, ognuno ha fatto la sua vita, la sua famiglia. La vita ci ha riportati a rivederci dopo tanto tempo, però lo stesso, mhmm, no, non si riesce non si riesce ad andare oltre. Ma sai cosa, Roby? Credo che sia tanto la connessione. Beh, io ho partecipato a delle live in Facebook, sì, in questi giorni, e credo di aver io la connessione che non va tanto bene. Non so dirti che cos'è, eppure ho cambiato da poco, ho messo la fibra, me l'hanno fatta cambiare peraltro, perché mi hanno stressato la vita per mesi per mettermela, io non volevo. Poi ho detto: "Vabbè, maga dicono che è meglio", ma io da quando ho messo 'sta fibra sinceramente andavo meglio prima, cioè non assolutamente. Poi mi hanno telefonato di nuovo dicendomi: "Signora, lo sa che le dobbiamo togliergli questo contratto, perché lei essendo una vecchia utente", mi ha detto, "non aveva diritto a quello che al contratto che abbiamo fatto adesso". Al che io ho risposto: "Scusate, ma mi avete chiamata voi, voi non lo sapevate che io non ero una nuova utente, ero con voi". Cioè io fanno di quelle cavolate che metà basta che Dio solo sa. Infatti penso che sia molto indietro a scatti, non so se mi sentite, non mi sentite, non ho idea. Non so. Infatti guarda boh.
Non ho la minima idea. Mh, mh, mh. Ma qua su Telegram stanno parlando di politica ancora, ma io non vorrei parlare di politica adesso. Aspetta che saluto, ecco, adesso saluto e vonde, come si suol dire, perché sennò non la finiamo più. Allora, vediamo un po' chi è qua. No, avevo perso. Ah, cos'è? Cos'è? Oddio, non riesco a leggere. Quand'è? Cosa hai scritto, Lucia? Non riesco a capire. Quando e dare, fare. Ah, forse ho capito, dimmi se ho capito giusto perché no. Un signor. Forse, Allora, forse ho capito, ma non so, ma non sono convinta. Allora, forse è quando andiamo a fare indagini, se abbiamo paura, se io ho paura, andate, te paura. Se ho paura, dimmi se ho capito. Ah, ok. Eh, no, fino adesso non ho mai avuto paura. Ti dirò, noi quando andiamo a fare indagini, solitamente, allora, partiamo da un presupposto. Se tu vai a fare questa cosa qua, se hai paura, meglio che stai a casa, primo. Secondo, ecco, no, questo è un concetto che adesso mi odieranno tutti quelli che fanno così, ma io sinceramente, voglio essere sincera, io la penso così, non ci posso far niente. Allora, io non capisco chi quando va a fare le indagini si batte alla porta, e scappa. Vede l'oggetto che si muove, e scappa. Vede l'ombra, scappiamo, scappiamo. Sente camminare, scappiamo, scappiamo. Allora, prescindere dal fatto che se una persona se una persona va in certi posti, ci va per quel motivo lì, no, per andare a caccia di. Quindi se io sento sbattere la porta, il mio istinto primario è andare a vedere perché si è sbattuta quella porta lì. Quindi andrò verso la porta a vedere se è la corrente che ha fatto sbattere la porta, chiederò: "Sei stato tu a sbattere la porta?" E aspetterò la risposta sulla spirit box, primo. Se, sento una voce, che come è capitato quando siamo state nella caserma, quando siam tornate nella caserma, che mentre stavo parlando e registrando, ho sentito delle voci dall'altra parte. Io ho detto: "Ho sentito delle voci", ho guardato e sono andata a vedere. Non sono scappata, né avevo paura. Ovvio che era giorno e quindi magari ero anche più tranquilla, ma anche di notte sarebbe uguale per me. A me farebbe paura, per esempio, se sento i passi e non li abbino a passi, di gente che fa di gente, di spiriti, ma di persone in carne e ossa, perché sono una donna, magari son da sola e avrei anche paura, perché non sai lì se trovi il drogato, trovi l'ubriaco, e quelli lo sai che quando sono fatti, o bevuti non è che agiscono in modo, intelligente. Oppure puoi trovare il delinquente, che ne so io, magari gli serve l'attrezzatura, ti dà una botta in testa, si porta via l'attrezzatura. Hai capito, no, in quel caso io ho paura del vivente, ma se dovessi vedere l'ombra, ben venga. A me s co quando abbiamo ripreso la mano a Ragogna, è dispiaciuto di non vederla coi miei occhi, che è stata la telecamera a riprenderla e non io a vederla. D'altra parte però devo mostrare che esiste questa cosa qui, mi sta bene, mi sta più che bene che ho registrato quella cosa lì. Quando son stata nella casa privata, gli ultimi che ho messo, ehm, mhmm, ho preso dei volti, mi sarebbe piaciuto a parte che forse li ho anche visti, perché mentre stavo registrando, che ero con un'altra persona,
E questa persona mi stava parlando, a che ho girato e ho detto: "No, aspetta un attimo che mi sembra di aver visto qualcosa", ma l'ho vista attraverso comunque la telecamera, non l'ho vista a occhi chiusi. Avevo già visto che avevo ripreso qualcosa che di insolito, insomma, però tramite la telecamera. Sì, non è facile, ehm, non è facile perché hai paura di trovare le persone in carne e ossa, quello sì mi fa paura. A me l'umano fa paura, lo spirito no, non mi hanno mai fatto male, eppure da piccola ero attaccata, da piccola, da adolescente mi attaccavano. Ma poi ho capito che non è che ti attaccano per farti del male, loro ti attaccano per dire: "Oh svegliati, sono qua." Questo l'ho capito dopo. E comunque io mi sono sempre posta, non con violenza verso l'entità, sempre con rispetto, e anche la prima volta che ho acceso una spirit box, che hanno incominciato a bestemmiare, a dir parolacce, subito io ho messo lo stop. Gli ho detto: "Ehi, qua in questa casa", perché l'ho provato a casa mia, io l'attrezzatura prima di andare in giro, ho detto: "Uhi, qua, questa casa in questa casa sono io che bestemmio, non tu. Sono io che dico le parolacce, non tu. Facciamo rispetto, non lo fa nessuno delle 2 e siamo a posto." Mi hanno dato ragione, da quel momento in poi c'è stato rispetto ogni volta. Bisogna mettere anche in chiaro quelle cose lì subito. Ci sei? Sì che ci sono, però non so se non vedo te. Aspetta che ti scrivo, eh. Allora, aspetta che un attimo, un attimino. Sì che ci sono. E quindi ho messo subito in chiaro, immediatamente, il rapporto che doveva esserci tra me e, l'entità, ma sempre con rispetto. Vediamo un po' cosa ha scritto. Volevo fare un'altra domanda riguardo agli spiriti guida. Visto che hai fatto corsi di sciamanesimo, come contattarli e parlare con loro? Ma, diciamo così, prima di fare, i corsi che ho fatto di sciamanesimo, io sapevo di averlo, perché comunque quando usavo il pendolo già lo usavo prima. Diciamo che quello che ho imparato nei corsi di sciamanesimo hanno perfezionato quello che io già praticavo prima, perché io già sono anni, sarà più di 15 anni credo, ma forse anche di più, perché inizialmente quando ero piccola avevo contatti con l'entità, però non avevo cioè avevo paura, non sapevo come comunicare, non sapevo niente, di queste cose qui. Per cui avevo proprio il terrore, il sacro terrore di approcciarmi con l'entità. Sì, lo so, viene dal sole. Lo so Roby. Ehm, insomma praticamente stavo dicendo, avevo paura di approcciarmi con l'entità perché, avevo sempre anche perché poi vedi i film di perché quelle cose lì guarda hanno rovinato questo mondo, i film, i telefilm, alcuni no, beh sono anche belli, quelli che sono più dolci, che parlano di più del rapporto con le entità, con maniera. Poi cominciano le leggende metropolitane sulla tavola Ouija, non state a fare le sedute spiritiche. Allora, io fino all'altro giorno adesso ne ho parlato con Lux, non mi ricordo più come si chiama, un'altra persona che fa anche lui un canale che parla di spiritualità, di queste cose così, e che mi trovo molto abbiamo lo stesso sentire su diversi argomenti. E praticamente anche parlando appunto di, tavole Ouija e di sedute spiritiche, io fino all'altro giorno non avrei mai fatto né l'una fino a qualche anno fa non avrei mai fatto né l'una né l'altra. Perché? Perché sentivi dire: "Ah, se lo fai questo arriva Zozzo, arriva questo, arriva" a me Zozzo non è mai arrivato, eppure tavole Ouija ne ho fatte tante. Ehm Ti arriva il demone, biribim biribam, a me 'sto demone non è mai arrivato. Ragazzi, io non posso dirvi una balla, quello è. Poi che ci siano, ehm allora, diciamo che alcuni film hanno anticipato
eventi come te lo spieghi, non te lo hanno mai chiesto. Non te l'ho mai chiesto. Ma secondo me quello è un'altra cosa. Secondo me noi siamo molto c'hanno chi è Zozzo? Zozzo dicono che sia scusa, una alla volta perché non mi capisco più. Rispondo un attimo Robby, perché è troppo sfiziosa quella di Zozzo, visto che stavo parlando prima, poi ti dico quella degli eventi. Zozzo dicono che sia il demone della tavola Ouija, cioè sto Zozzo viene solo nella tavola Ouija. È un demone un po' particolare, è un demone specializzato in tavole Ouija. Il fatto è che siccome poi ce ne sono 1.000.000, miliardi in tutto il mondo, perché tutti lo demonizzano 'sta tavola Ouija, ma tutti ce l'hanno, a tutti viene 'sto zozzo che poveretto non c'ha niente da fa e va da tavola a tavola a fare: "Ciao, son Zozzo, vi voglio la tua anima". E tutti quelli che hanno fatto l'anima e tutti quelli che hanno fatto la tavola Ouija scusate, a me vien da ridere, io non riesco, io non ce la faccio. No, veramente, io non lo sto prendendo in giro, quello che cioè io non voglio prendere in giro 'sta gente, ma non ce la faccio, è più forte di me, 'sto zozzo mi fa troppo ridere. E ti vie io zozzo non l'ho mai trovato. Poi quando troverò zozzo dirò: "Scusatemi signori, vi chiedo scusa", con la faccia per terra come dicono dalle mie parti, io zozzo l'ho trovato, esiste, ma finché non lo trovi io sto zozzo non ci credo e non ci crederò mai. Come quando vado per esempio quando vado per esempio sì, dopo un attimo ti rispondo con tutto quello che vuoi. Quando vado per esempio ecco, ho perso oh Madonna, subito lo perdo. Stavo parlando di Zozzo, sì, come quando vado in indagine, e qualche volta mi viene fuori demonio, no, demonio, 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 c'è il demonio. Adesso non mi ricordo se a volte è venuto anche fuori un nome. Basta che poi gli dici: "Senti, facciamo le persone serie, lo so che non ci sei, che non è un demonio" eccolo, stanno ancora parlando di no, spiritualità adesso. Vabbè, non importa, dopo andrò a rispondergli. Ehm, e praticamente gli dicevo che non assolutamente non mi interessava, avere rapporti con qualcuno che si faceva passare per il demonio e che quindi se dovevano parlare con me, dovevano parlare com'erano in realtà. Quindi io sinceramente il demonio secondo me è un modo se lo sono inventati le come si dice, religioni monoteiste e non tutte, in particolare quelle che noi conosciamo, la cristiana, qualcosina se ne parla, sia i musulmani, ma poco, e anche a livello di, ebrei, di religione ebraica, però sinceramente secondo me è una loro invenzione. E studiando lo sciamanesimo ho avuto conferma di quello che già dicevo prima io, quelli che si fanno passare perché loro leggono nel tuo pensiero, è inutile che ce la raccontiamo, perché tante volte, e si è visto anche dalle indagini, io pensavo una domanda, ancora prima di dirla avevo già la risposta. Per cui loro ti leggono nel pensiero, se sanno che tu credi determinate cose, loro ti danno quello che tu a cui credi, punto. Quindi se tu vai lì pensando che esiste il dio dei polipi, troverai il dio dei polipi che ti risponde. Se tu vai lì pensando hai il terrore dell'uomo nero, ti verrà fuori l'uomo nero che ti dice: "Wow, sono l'uomo nero, sono venuto a prenderti, voglio la tua anima". Quello che tu pensi, quello che tu hai paura, quello trovi. Quello di cui se io vado lì, io per quello cerco quando vado in un posto, cerco di sapere il meno possibile di quel posto lì. Perché? Perché se io vado in quel posto convinta, sapendo tutta la storia, so già che lì io troverò allora se lì c'è il principe azzurro che va a caccia di fagiani, troverò il principe azzurro che andava a caccia di fagiani. Io vado lì senza sapere niente, vedo quello che trovo, tiro giù e poi mi farò la mia ricerchina e vedrò se lì veramente quelle persone c'erano.
Purtroppo però in tanti posti dove sono andata non so la storia e non posso verificare, punto. Però da altre parti adesso io ho iniziato, a usare questo approccio qui e lo userò ancora, che non, andrò senza sapere voglio andare senza sapere la storia dei posti, perché nella mia convinzione io vado sapendo la storia, vado a inquinare i risultati, perché io son convinta che loro ti leggono nella mente e quello che tu leggi loro ti dan e quello che tu chiedi anche mentalmente loro ti danno. Anche le tue paure, se leggono le tue paure ti danno quello che c'è nelle tue paure. Se tu vai lì senza paura ti danno quello che tu vuoi. Io sempre sono andata lì tranquilla, convinta di trovare anime tranquille, non ho mai trovato nessuno che mi rompesse le scatole. Al limite mi dicevano: "Vai via, ci dai fastidio". Anche l'ultima analisi, che sto facendo adesso, che metterò lunedì, mi hanno detto di andar via, perché si erano scocciati. Ero già stata lì giorni prima, quel giorno lì son tornata perché volevo verificare, mi hanno mandata via. Io non lo sapevo, dopo perché ho usato solamente gli EVP ambientali, non ho usato nessun'altro tecnica, non si sono fatti vedere questa volta a livello immagine, come sull'ultimo di lunedì scorso, però le voci erano inequivocabili, dovevo andare via. Adesso andiamo a vedere quello che mi ha scritto, Roby. Allora, diciamo alcuni film hanno anticipato eventi, come te lo spieghi? Allora, stavo dicendo, se questo sempre secondo il mio, sentire, ma lo dicono anche alcune fonti di gente che studia queste cose qui, perché io poi mi piace andare a leggere, specialmente quelli che fanno quantistica e quant'altro. Io quantistica non la studio, però mi piace. Mi piace sentire parlare chi la studia. Praticamente dicono che, noi dovremmo essere, noi come umanità, i nostri capi, l'esercito, gli scienziati, sono molto più avanti di quello che, in realtà noi siamo. Cioè a noi ci tengono, ci danno diciamo la modernità, ci danno la scienza a pilloline, no, è quello che a loro va meglio per poi sperimentare su di noi, tra l'altro. Però loro sono molto più avanti. Quindi, addirittura si dice, alcuni, che stanno facendo esperimenti per fare viaggi nel tempo e che ci siano anche riusciti. Se tu calcoli negli anni addietro, quando si parlava ancora prima che inventassero la lavatrice, facevano, alcuni film all'avanguardia per l'epoca, in cui aveva un altro nome questo oggetto, ma già parlavano di una macchina che lavava i panni o che lavava i piatti. Quella macchina non è mai nata, perché era un po' differente da quella che poi noi usiamo adesso. Però, col tempo è venuta fuori questa roba qui. Non è che poi il cinema se lo inventa prima. Probabilmente, secondo queste teorie, chi fa determinate cose, cosa fa? Le dà, da scrivere o da mettere, nel cinema, diciamo, per abituarci ad affrontare queste nuove come si dicono? Come si c'è un termine. Queste novità, non so, queste cose all'avanguardia che, noi non avremmo accettato se prima non avessimo viste dentro i film, almeno così dicono. Poi c'è un'altra teoria ancora che vedi ce ne son tante di teorie su questo discorso qua, perché poi alla fine gira e rigira. Ehm, C'è un'altra teoria, aspetta che mi pizzica. C'ho la maglietta sotto che fa f c'è un'altra teoria che, praticamente non me la son dimenticata. Vedi come io sono molto spontanea, così mi viene, come le cose mi vanno e mi vengono così. C'è un'altra teoria, ma mi tornerà in mente. Allora c'era quella che ti devono e poi aspetta, quella che loro sono molto più avanti, quello è vero. Come alcuni dicono che ormai dovrebbero essere anche su Marte, altri dicono che ci sono delle immagini, altri dicono che no, ma sai, in questo mondo qua se ne dicono tante.
E che per ecco, la terza teoria è che chi scrive queste cose è un illuminato, cioè è in contatto comunque con entità che gli dicono, che queste cose sarebbero possibili e che saranno possibili, e quindi loro la mettono giù scrivendo o, facendo dei film, insomma, che poi comunque tu il film lo fai sullo scritto, una cosa che hai scritto prima. Quindi ci son queste 3 teorie qui, o che sei stato, portato da entità alte a ehm, a dire queste cose qui, a a comunicare queste cose prima che vengano fatte, o comunque loro sono più avanti, per motivi economici, per esempio, perché noi potremmo avere già delle macchine che non inquinano, ma non le faranno mai. Perché? Perché chi comanda, guadagna col petrolio. Noi potremmo fare tante cose, potremmo evitare di usare il gas per accendere, per cucinare, potremmo usare altre cose. Addirittura hanno inventato, e c'è nel web, il fuoco che si fa con l'acqua. Con l'acqua, non so tramite che, modalità chimica, fai un accendino che si accende, che va ad acqua. Quindi come vedi, la tecnologia ci sarebbe anche, ma poi vai a vedere tu. Ci sono sempre i lati economici, le persone, le famiglie, le famose famiglie che ci devono guadagnare, e quindi, noi rimaniamo sempre indietro, perché dobbiamo far guadagnare gli altri, quando potremmo evitare anche di inquinare il mondo, la terra, che la stiamo rovinando. Ho detto che per il 2030 dovremmo aver portato la terra a non alimentarci più. Cioè noi adesso ci preoccupiamo tanto delle malattie di qua, di là, dei virus, quello che è, e tra qualche anno non potremmo non aver il problema di non poter più avere gli alimenti per vivere, o magari l'aria pulita da respirare, o l'acqua da bere. Eh. E questi si stanno a romper le scatole per un virus. Che poi vabbè, se andiamo a vedere, oggi ho letto di quelle robe, lasciamo stare, va. Ti va bene come risposta o ti aspettavi altro, Roby? Anche voi, se vi va bene quello che vi ho dato, va bene lo stesso, insomma. Ma che ora è? Mamma mia, ridendo e scherzando è passata quasi 1 ora. Ragazzi, io non la faccio più di 1 ora, quindi se vi è andata bene così, direi anche aspetterei 3 minutini, ma faccio proprio 1 ora giusta. 1 ora e un quarto, ha detto che bisogna fare un quarto, non so perché, ma non più di quello, perché no, assolutamente, non più di quello. Cosa c'è? Non credi nelle entità demoniache, cosa ne pensi di folletti e fate? Allora, non è che non credo, allora, diciamo che secondo me le entità demoniache sono state inventate. Poi che ci sia il bene e il male c'è dappertutto, ma sono entità come noi, come nel fisico, ehm, nel materiale c'è il cattivo e il buono, c'è anche lì, però non è che sono demoni. Allora son demoni anche quelli umani, sono persone. Lo sciamanesimo le identifica come anime sofferenti. Sono talmente sofferenti, nello stato in cui si trovano, che non sanno neanche loro sono confusi, non sanno neanche loro come comportarsi. Quindi se tu gli dici che sono cattive, loro ti diranno che son cattive. Capisci? Io credo che sia quello poi alla fine. Io non ho mai trovato veramente il cattivo, fino adesso non l'ho mai trovato. Nei miei 56 anni di vita non li ho mai trovati. I folletti e le fate. I folletti e le fate, c'è un'altra teoria a cui io veramente, mi allineo, devo dire. Secondo me esistono
esistono, ma sono esseri di altri mondi, nel senso che abitano, in in mondi diversi da noi, perché come vi ho già spiegato, tempo fa, il noi c'è la materia e intorno alla materia ci sono i corpi, sottili, okay, i corpi sottili, gli strati sottili. Gli strati sottili alla fine sono mondi diversi, sono altri livelli di realtà e secondo me possono essere benissimo, non ogni livello ha, secondo me, esseri diversi, non siamo fatti, non sono uguali a noi. Ci sono quelli che possono essere simili a noi, quelli che sono diversi, più grandi, più piccoli, tant'è vero che quando abbiamo fatto quella del portale del druido, che poi Isotta, ha, ripreso nel suo blog, nel suo canale e analizzato così bene, il druido che ci aveva fatto aprire la porta, quel portale per noi, aveva detto che questi esseri venivano dallo spazio, quindi erano extraterrestri ed erano molto più alti di noi, erano enormi e pare anche che siano brutti. Non li abbiamo visti, non siamo riusciti a registrarli, però voglio dire, questa è stata la descrizione. Ora, ehm, come ci sono quelli alti altri, presumo che ci siano anche i bassi. Se noi vediamo nella letteratura, che parla, extraterrestre, diciamo così, vengono descritti sia esseri alti che esseri piccoli. Ora tu calcola che, comunque a volte i vari livelli, i vari mondi si incrociano. Non so per quale motivo, il velo, come viene definito solitamente, si abbassa, no, oppure diventa sottile più che abbassarsi e quindi ci si riesce a vedere, magari anche a comunicare. Per cui quando ci si riesce a comunicare, probabilmente è stato visto anche in passato esseri piccoli. Mi ricordo che anche persone che conosco io li hanno visti, sono persone attendibilissime, per cui io credo che possano esserci, sì, sicuramente ci sono. Io non ho detto che il demone come figura, come ce la descrivono loro, io non credo. Secondo me è un'anima sofferente e lo sciamano dirà sempre che è un'anima sofferente, il demone non esiste. Se poi, ehm, tu non vuoi seguire il filone sciamanico e ne segui altre, vai dietro al cristianesimo e dietro ad altre religioni, probabilmente, crederai al demone. Per me è un'anima sofferente che va aiutata a capire e andare oltre. Questo è. Non credi nell'anima del, no, sei sempre lì. Secondo me, ti ripeto Willy, per me esistono, però non saprei dirti cos'è che li fa passare di qua ogni tanto, diciamo. Forse quando si abbassa appunto questo velo o si assottiglia il velo che c'è tra un mondo e l'altro. Allora loro vedono noi vediamo loro. Comunque che loro ci vedano, che noi vediamo loro è acclarato e che comunque allora per me, perché per mia esperienza sì. Non è, e poi è anche una balla, secondo me è una balla quando dicono: ma se tu ti metti a fare una seduta li chiami, okay, però tu calcola che loro ci sono sempre. Cioè io dove vado, non è che io vado a chiamare ogni volta vado da qualche parte, chiamo, però io quando vado, in qualsiasi posto vado, io sento, quindi vuol dire che ci sono e sono ovunque. Sono anche in questa casa che quando è stata costruita non c'è era un campo di grano, di patate, quello che ci mettevano, un orto, poi alla fine quando ci sono entrata non c'era, ero convinta che non avrei trovato nulla. Quando dici: "Ah, ma tu i fantasmi li trovi", quelli che parlano di fantasmi, perché io preferisco dire entità, gli spiriti, i fantasmi li trovi nei castelli, nelle case antiche, nei ruderi, perché è lì che hanno vissuto, è lì che rimangono le tracce, o anche le tracce quelle famose
quelle che chiamano gli echi, no, quelli sono rimasti perché lì era vissuto Tizio, Caio, Sempronio, okay, bene. Però dove non è mai vissuto nessuno perché li trovi? Io li trovo dappertutto. Anche stamattina mi pare, o ieri un altro gruppo ehm, che ho adesso non mi ve mo mi dispiace Zampi, mi son dimenticata qual è il nome del tuo gruppo. Non mi ricordo più. Ha fatto questa domanda, non so perché, voi quando andate tutti i gruppi trovano qua, trovano là, noi abbiamo trovato solo una volta, e ha detto che quando ha trovato quando è andata con il gruppo che ha fatto anche con noi tempo fa. Ehm, non dico i nomi dei gruppi perché quello con cui ha fatto l'altra volta me lo ricordo, il suo no, quindi farei un torto dicendo uno sì e uno no. Se me li ricordavo tutti e 2 ve li dicevo tutti e 2. Ehm, mhmm, non è che uno trova, l'altro non trova. Bisogna anche cioè intanto ti devi canalizzare. Se tu canalizzi trovi, se non canalizzi non trovi. Evidentemente io non l'ho detto quando lui ha detto quella cosa lì, perché mi pareva brutto dirlo sinceramente. Ehm Aspetta finisco 'sta roba qua, poi ti spiego. Non sono molto concorde su quel discorso lì, ti devo dir la verità. Allora, tornando al fatto dei gruppi, stavo dicendo che sì, quello del canalizzare. Probabilmente voi siete andato con l'altro gruppo dove c'è la persona che dice di essere una medium, e quindi probabilmente lei ha canalizzato e tu hai visto. Ma quando però tu, fai questa cosa qui, anche se tu non hai mai avuto esperienza, comunque dopo ti metti in ascolto, e mettendoti in ascolto, perché tutti noi siamo, medium, possiamo essere medium, possiamo essere siamo sensitivi e siamo medium alla fine, è che poi non ci attiviamo, è tutto lì il discorso. Ehm, mhmm, Quando noi andiamo in ascolto per andare a vedere in una casa se c'è un'entità o non c'è un'entità, ovviamente ti metti in uno stato di ascolto. Lo stato di ascolto è canalizzare. Tu canalizzi e quando tu canalizzi vedi, c'è poco da fare. Se non vedi tu, vedi tramite comunque la telecamera o tramite la registrazione, è sempre un canalizzare. Anche quando usi la Spirit Box è canalizzare. Come diceva appunto, Lux, non mi ricordo mai io ho una cosa con i nomi che è bestiale, che praticamente lui diceva: "Per me anche usare la Spirit Box è fare una seduta spiritica." È vero, in un certo senso è così, perché tu parli con l'entità, usi un sistema meccanico, ma stai facendo una seduta spiritica, anche quella è una seduta spiritica. Allora, per tornare a noi, allora come si combattono cica tali entità malvagie? Si prega. Ecco, torniamo a noi. No. Allora io prima, di usare lo sciamanesimo, quando avevo paura, ma molto tempo fa, perché già da un pezzo non avevo più paura prima di entrare a fare sciamanesimo e a studiare sciamanesimo, pregavo. E questa preghiera mi allontanava quell'entità che io pensavo volessero farmi del male, no, di cui avevo paura. E poi non ho più pregato, ma lo stesso, ci parlavo, dicevo: "No, allontanati, mi stai facendo male, non mi fai paura, vai via di qua." Non le ho più pregate, ci parlavo come parlo con una persona. Da quando invece ho fatto lo sciamanesimo, ho approcciato la cosa in un modo diverso ancora, nel senso che so che è un'anima sofferente e la devo convincere. Anche perché ho iniziato appunto all'inizio ho avuto devo dire una
un approccio un po' di rifiuto della cosa, di quello di fare l'accompagnamento dei defunti. All'inizio ho avuto proprio un rifiuto. Poi ho cominciato a fare l'accompagnamento dei defunti, e lì tu devi convincere l'anima che non è più di questo mondo, che deve andare. Come il loro mondo non è il nostro, il nostro mondo non è il loro. Loro devono cambiare, devono andare dove devono andare a purificarsi e devono rientrare per poter poi capire se vogliono ritornare a rincarnarsi o proseguire a livello spirituale ad altri piani, evolvere in altri piani di evoluzione. Ti sto rispondendo velocemente. Perdonami, oggi non ti seguo con continuità, ma non è colpa mia, sono molto ma tranquillo, non ti preoccupare. Spero che quello che ti sto dicendo sia chiaro invece. Non è malvagia, non è malvagia. Adesso ti spiego, Roby. Allora, quando noi moriamo questo almeno è quello che mi hanno insegnato nello sciamanesimo, ed è quello che comunque già dentro di me più o meno avevo già intuito, se ti devo dire la verità. Per quello ho trovato questa strada molto affine a me. Quando una persona muore, esce da questo corpo, rimane per un certo periodo, perché deve un po' abbandonare, ehm, quello che è il suo corpo, quindi le sue paure, la sua famiglia, i suoi amori. Deve io userò un termine un po' magari che non può piacere, deve un po' purgare diciamo in questo periodo, deve un po' liberarsi da quello che è stato essere umano. Dopodiché deve andare nel bardo. Il bardo che cos'è? Molti pensano che il bardo sia il paradiso o comunque il posto dove tu vai dopo che sei morto, perché e lì è finita. No. Il bardo è una specie di un posto intermedio in cui tu poi ti devi proprio togliere tutto quello, che tra virgolette "ha sporcato l'anima" quando ti sei, rincarnato. Quindi ti devi dare una ripulita lì, dopodiché riprosegui con la tua crescita spirituale e vai oltre. Quando tu fai, praticamente questo viaggio, ehm, questo è quello che accade scusa, stavo andando oltre, che non c'entra niente con la domanda che mi hai fatto. Quindi quando tu muori è una cosa naturale che prosegui e vai nel bardo. Ma metti che tu muori sotto sostanze, ubriaco, ucciso per un incidente improvviso. Non era quello muori, ma la tua anima rimane confusa, non capisce, non vuole più, oppure, magari hai una moglie che soffre tantissimo, i tuoi cari soffrono e non ti lasciano andare e tu rimani lì con loro. Queste sono tutte anime confuse, esatto Willy, sono anime confuse. E a volte, se son state uccise, se hanno avuto un incidente che magari loro pensavano che dovevano ancora fare altro nella vita, e questa cosa qui le ha cioè le ha fatte star male, diventano cattive, ma non cattive perché son cattive, perché è ancora la reazione umana che rimane nell'anima. Capisci? È una confusione, son confuse. Tu quando le trovi, io ti dico il mio primo viaggio di accompagnamento com'è stato. Allora, quando fai il corso loro ti mandano a fare il guidato tra l'altro, perché da sola non sapresti neanche come fare. Vai a fare il tuo primo viaggio. Il mio primo viaggio è stato praticamente mi sono ritrovata che su una strada come essere adesso, cioè mi sembrava di essere in carne e ossa, eppure ero sul mio letto e stavo correndo su una strada e mi sono ritrovata in un corridoio. In fondo c'era una finestra, come se mi ricordassi adesso, e sulla sinistra c'era una porta. Io mi sono introdotta dentro questa porta e ho trovato una signora che era tutta così. Quando mi ha vista era tutta agitata, urlava. Io cercavo di dirle: "No, stia tranquilla signora, adesso sono venuta qua a spiegarle,
perché non deve stare qua, non è più casa sua questa, lei non è più umana, non può stare qua. E lei continuava a agitarsi e a quel punto io, non ti devo dire la verità, mi sono anche un po' spaventata perché era il mio primo viaggio sciamanico di accompagnamento. Io non sapevo come fare e ho praticamente, utilizzato il mio animale psicopompo, che è un'aquila bianca americana, e io l'aquila bianca dal collo bianco che si trova in America, e gli ho detto: "Vai tu, vai tu". Lei ha preso, è andata, l'ha afferrata con gli artigli, dopodiché, lei ha capito che non era più viva, perché ovviamente, l'aquila non gli ha fatto niente. Quella è stata la prova, come per dirgli: "Sì, guarda che questa" scusate sei già qua? Okay, ciao. Okay. E praticamente, ha capito che non era più viva e si è fatta accompagnare al bardo. Quando non quando arriva la mia aquila a prendermi per andare in un posto, io ce l'ho sempre sulla mia sinistra. Quando invece andiamo in accompagnamento, lei è sulla mia destra. Quindi l'abbiamo accompagnata verso il bardo, era, in groppa all'aquila, io invece volavo a fianco della mia aquila e l'abbiamo portata in questa luce bellissima, enorme, e io ho visto praticamente un angelo uscire, ma enorme, era enorme con queste ali, un angelo di luce uscire, prendere questo proprio questa ombra piccola, piccola in confronto a quest'angelo e sono entrati entrambi dentro lì. Quando è entrato, io ho preso e sono ripartita con la mia aquila e son tornata indietro nel mio posto di potere e poi son ritornata indietro. Questo è stato il mio primo viaggio, dopodiché ne ho fatti altri. E sì, vai a dormire tranquillo, vai a dormire Robby, non ti preoccupare. Grazie che mi hai fatto compagnia fino adesso. Anch'io adesso chiudo. Dovevo chiudere alle 15:17, non ti preoccupare. Adesso do l'ultima spiegazione e poi vado via. Ringrazio anche mamma mia, perdonami oggi non se no, tranquillo, mi sto rispondendo velocemente, va bene, interessante. La vedi come un'anima sofferente, sì, anche in vita non è malvagia dunque. Nessuno è malvagio, Roby, è la vita che sono percorsi di vita. Aspetta, vedo no, ma tu vedi, fai quello che devi se devi andare vai, io adesso chiudo tra poco, ti rispondo le ultime cose che mi avete scritto tu e Willy e poi chiudo anch'io perché son stanca veramente e poi domani mattina devo alzarmi presto. Mi sto rispondendo velocemente, vabbè, anche vita ovunque e quindi non esistono i demoni biblici. Secondo me no, no, non ne ho mai avuto riscontro. Ma esistono entità malvagie? No, sofferenti ma non malvagie. Confuse? Sì, Willy. Ma scusami, se uno è un serial killer, come può essere perdonato? Allora, intanto non spetta a noi perdonare, non è un nostro compito, primo. Il serial killer è quello che è perché, ha scelto di essere quello, perché doveva imparare a essere quello. Allora, ogni anima ha un percorso di crescita e quando si rincarna deve avere de varie esperienze. Tutti quanti noi, tutti, e chi ne ha memoria lo sa, io son stata bestiale. Io mi sono accorta facendo dei viaggi indietro nelle mie vite passate, che io non ti dico cosa sono stata, ma Hitler mi faceva un baffo, ecco per dirti. Quindi, tutti quanti noi abbiamo, delle cose da imparare, anche essere cattivi, anche essere assassini, essere uccisi, essere vittime, essere buoni, essere santi, essere, demoni, se serve demoni. È tutta una questione di evoluzione dell'anima. Quindi tutti noi siamo passati per quell'evoluzione, abbiamo scelto quando eravamo su
di tornare a essere, quando eravamo in carne, di diventare determinate cose per imparare quella lezione. Quindi io non devo perdonare nessuno, perché quella persona è quello che ha scelto per imparare quella lezione. Quindi io non giudico, io so che lui c'è perché è venuto in questa terra, è incarnato perché doveva imparare. Quelle vittime, le vittime del killer, hanno imparato a essere vittime, perché sono scese per essere vittime. Hanno scelto quello prima di incarnarsi. Sapevano già quale sarebbe stato il loro destino. Come quel neonato che nasce e muore subito. Lui è nato perché doveva imparare, che cosa vuol dire morire subito, appena nato. Ognuno ha una sua, evoluzione spirituale che lo so, lo so, lo so, mi dispiace Willy, purtroppo è così. Penso che sia la mia linea che è così. Sì, secondo me anche ecco, per esempio i rettiliani, parliamo dei rettiliani. I rettiliani cosa sono? Allora ci son 2 tipi, di rettili. Ci sono quelli che vivono qua sulla Terra, c'è la teoria. Sì. Sì, 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 ma lo credo anch'io. Ci sono 2 tipi di rettili dicono, quelli che sono terrestri e che vivono sottoterra e che erano prima di noi, che son stati evoluti si sono evoluti dai dinosauri praticamente, vengono dal periodo, giurassico e via dicendo, tutto il periodo in cui ci sono stati i dinosauri, e che hanno scelto di vivere sottoterra quando ha preso il predominio, l'essere non l'essere umano scusa, i mammiferi. E poi ci sono praticamente quelli che vengono dallo spazio, insieme alle altre razze extraterrestri, almeno così dicono. Io ti parlo sempre dicono perché le teorie sono tante, come tutte le teorie si può solo, raccontare quali sono affinché non ne hai, ehm, prova, perché ci vai proprio a cozzare, come si suol dire, che le incontri è difficile. Il i rettiliani, quelli che vengono dallo spazio, dicono che son quelli "cattivi" tra virgolette, ma in realtà, come direbbe Malanga, gli extraterrestri non sono né buoni né cattivi, sono gente che vuole, quello che vuole e ha trovato in noi, ha trovato o ci ha costruito, come dicono altri, come loro volevano che noi fossimo, cioè delle pecore che stanno a quello che dicono loro. Fortunatamente non tutti noi lo siamo e ci sappiamo difendere. Sì, ne parla anche Biglino. Un attimo, scusatemi che ho la porta. Okay. Perché sto facendo il portiere a chi va e chi viene. E ne parla anche Biglino, sì. Infatti Biglino dice la sua teoria, quella che la Bibbia, non parla di Dio. E io credo tanto in Biglino e credo tanto in Malanga. Malanga cosa dice? La teoria di Malanga è che ci sono degli esseri che sono senz'anima, è un loro stato di evoluzione. In realtà, ecco, da lì differisco un po' da Biglino, scusa, non da Biglino, da Malanga, è che mentre lui dice che son senz'anima, secondo me non esiste gente che è senz'anima o extraterrestri che son senz'anima. Sono in uno stato evolutivo più basso del nostro, secondo me. E quindi, devono imparare ad averla un'anima. E loro vorrebbero la nostra perché l'uomo fango, come lo chiamerebbe Biglino, che è la traduzione poi di quello che adesso non mi ricordo il termine esatto che c'è scritto sulla Bibbia, ma l'uomo fango, che saremo noi praticamente, ce l'ha per nascita, cioè, non si sa perché l'anima da noi arriva subito e non esistono, anche se dicono ci sono degli umani che sono senza anima, non è vero che sono. Malanga dice che non esistono persone senza anima perché, diciamo che l'anima in alcuni alberga dentro di noi, altri
sta un po' più su e guarda quello che succede al suo corpo, ma è sempre comunque in compagnia del corpo, anche se è collocata in un livello diverso, ma comunque accompagna il corpo. Biglino sì, prove no. Diciamo che, col suo facciamo finta che, ha dei buoni riscontri. Perché comunque alla fine un caso può essere 1, 2, 3, ma già dalla seconda volta, il caso ti insegna che il caso non esiste. Però io adesso ti saluterei. Tu credi nella teoria de politici sono rettiliani, molti dello spettacolo di Hollywood e molti dicono di sì. Bah, rettiliano è anche detto però, noi abbiamo la ghiandola, alla base del cervello che è, oddio adesso vedi io mi dimentico, ho poca memoria su queste cose qua, sui nomi, come ho detto fino adesso. E praticamente è la parte rettiliana nostra, la parte più antica, perché tante volte dicono che, noi abbiamo proprio quella di pensare, cioè certe persone non hanno sentimenti, non hanno, "un'anima" tra virgolette, perché ragionano con questa ghiandola rettiliana che abbiamo noi. Da qui il fatto che son delle persone rettiliane, son delle persone che non hanno scrupoli, perché usano la parte animale di noi invece della parte ragionante, della parte, animica. Un amico di Facebook che mi manda molte prove, ghiandola pineale, esatto, però, è una non proprio la pineale, perché la pineale è quella che ti mette in contatto con i vari strati di esistenza che ci sono intorno a noi. C'è un'altra parte del nostro cervello, il cervelletto mi pare, adesso non me lo ricordo, magari Willy, con cui ho parlato tempo fa in un altro posto, magari mi può, lui se lo ricorda questa cosa qua, perché ne ho già parlato con lui. È a livello di penso più del cervelletto che della ghiandola pineale. E quella parte lì, viene chiamata la parte il suo nome proprio ti dà il senso del rettiliano. Adesso non mi ricordo perché ora dovete scusarmi, ma io proprio dovrei scrivermi quando vedi andar via a ruota libera, dovrei fare, no, proprio degli argomenti in cui mi tengo tutti i nomi in modo che poi leggo e vi so dire, perché il concetto lo so, però i nomi mi sfuggono. La pineale serve per, entrare in contatto con gli altri mondi, ma non ha nulla del rettiliano. A me non ricordo che sia la pineale, è più a livello del cervelletto. È la parte più antica, diciamo, più vecchia del nostro cervello, quella, da cui poi qua c'è quello più nuovo, diciamo, più avanti. Qua dietro c'abbiamo la parte antica. La parte antica ha a che fare con i rettiliani, okay, la nostra parte rettile, come si suol dire. Quindi c'è questa teoria che dice che quando ci sono persone che vanno al potere e che non hanno cuore e che non gliene frega niente del suo popolo e che fan solo i propri interessi, è la gente che pensa, che comanda con la parte vecchia del cervelletto, cioè della parte rettiliana. Quella è per quanto riguarda appunto il cervelletto. Mi pare che sia il cervelletto più che la ghiandola pineale. Per quanto riguarda invece il fatto che possono essere, diciamo rettiliani travestiti da umani, non saprei. Io so che ti devo dire la verità, ho visto gli occhi, di alcuni di questi politici, non ultimo l'ultimo che è arrivato al nostro governo, e ti devo dire che non ha espressioni umane per me. Non faccio nomi, tu capisci a me cosa sto dicendo e di chi guardagli i suoi occhi, basta vedere gli occhi di quella persona lì, non ha anima, è una persona senza anima, quindi è uno stato evolutivo molto basso. Poi magari saranno ricchi, straricchi. Vai, anche il cane che deve uscire. Dai, vai, vai. Non far confusione che altrimenti i vicini mi urlano. E quelle persone lì
hanno interessi che con il benessere delle popolazioni non hanno nulla a che vedere. E tra l'altro sono già ricche di loro, molto ricche di loro, eppure non gli basta mai, 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 mai. Boh ragazzi, io adesso vi saluterei, dovevo farla di 1 ora massimo, siamo già a 1 ora e mezza. Io vi saluto, vi ringrazio, è sempre un piacere parlare con te, Roby, anche con te Willy. È l'amigdala, bravo, è l'amigdala, esatto, è quella. Ok, guarda, è stato un piacere anche per me, Willy, sei sempre carinissimo quando parlo anche con te, Lucia, che hai fatto anche tu alcune domande e mi dispiace che anche tu hai problemi di connessione da quello che ho capito. Grazie a tutti, siete stati carinissimi, veramente. Ciao. Willy, noi ci sentiamo su Facebook, come di solito, che fai sempre domande molto interessanti. Ciao, 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 ciao. Ciao a tutti, ciao Willy, ciao Roby, ciao Lucia, ciao a chi ci vedrà dopo e buonanotte a tutti, carinissimi. Un abbraccio di luce sempre a tutti quanti. Ciao, ciao.